Desidero innanzitutto ringraziare di cuore gli organizzatori di questo bel momento di celebrazione della ricorrenza di un evento che, noto con grande piacere, a distanza di tanti anni coinvolge ancora tantissimi appassionati. Sono molto dispiaciuta di non essere lì con voi per celebrare l'anniversario di questa grande impresa che 70 anni fa ha permesso agli italiani di raggiungere la seconda vetta al mondo, il K2, e sventolare la bandiera tricolore sulla cima di quella che verrà da lì in avanti chiamata anche la montagna degli italiani. Ma la spedizione, ideata e organizzata da mio padre Ardito Desio, con il supporto e il patrocinio del CNR, del CAN e del CONI, non è stata solo una spedizione puramente alpinistica. Fu infatti anche mirata allo studio multidisciplinare di un'area che annovera alcuni tra i più grandi ghiacciai della Terra, in territori allora non ancora conosciuti e cartografati. In questo convegno viene colto lo spirito scientifico con cui mio padre ha pensato e organizzato la spedizione del 1954, coronata con la conquista della vetta del K2, e questo mi rende immensamente felice. Molto è stato scritto sulla spedizione italiana al K2. Con ogni probabilità si tratta della spedizione su cui si è scritto e parlato di più e più a lungo. Non ultima la pubblicazione dei diari di viaggio di Desio, diari di viaggio Karakorum, India e Pakistan 1952-53, che sono solo una piccola parte della documentazione contenuta nell'archivio storico Ardito Desio, ora ospitato presso il Museo Friulano di Storia Naturale a Udine. Di nuovo, pertanto, approfitto dell'occasione per ringraziare, insieme a tutti gli enti patrocinatori di questa interessante giornata di studio, organizzata per il 70° della spedizione scientifico-alpinistica al K2 di Ardito Desio, il Museo Friulano di Storia Naturale, che ha accolto e mantenuto vivo il prezioso archivio di mio padre, che purtroppo con grande rammarico, data la mia età, non sono più riuscita a portare avanti. Auguro pertanto a tutti un buon proseguimento dei lavori. Grazie. Grazie anche a Mariela De.